Bentornati e bentrovati a Storie. Esiodo è il grande autore che, contrapponendosi ad Omero, cerca di dare un'identità al mondo greco e lo fa con 3 grandi opere, una delle quali è andata perduta al catalogo delle donne e 2 invece in nostro possesso, la Teogonia e le opere i giorni. Esiodo cerca di tratteggiare la civiltà greca all'insegna della giustizia e nelle opere i giorni, che è un'opera più piccola rispetto alla Teogonia, vi faccio soltanto un esempio, circa 1020 esametri sono gli esametri che compongono, i versi che compongono la Teogonia, invece poco più di 800 i versi che compongono le opere i giorni, quindi un'opera più piccola della Teogonia. In quest'opera Esiodo cerca di raccontare come l'uomo oggi è chiamato a vivere. Cerca quindi di raccontare le tecniche dell'agricoltura, cerca di raccontare l'avvicendarsi del tempo delle stagioni, cerca di raccontare quale sia la stagione migliore per seminare, quale sia il momento migliore per partire, quale sia il momento migliore per fare le attività più importanti della vita umana. Quindi cerca di raccontare all'uomo la giusta misura, perché imparando la giusta misura l'uomo impari a trattare bene se stesso, l'ambiente che lo circonda e gli altri che aveva attorno a sé. Sembra un racconto un po' fine a se stesso, un raccontino un po' di nicchia, in realtà non è così, perché nelle opere i giorni noi abbiamo un significato profondo, importante, e nelle opere i giorni il significato profondo e importante è questo: anche l'uomo può praticare la giustizia, anche l'uomo è in grado di praticare la giustizia. Ma l'uomo tante volte si ritrova a praticare l'ingiustizia e il tema dell'ingiustizia sarà al centro della riflessione di Esiodo, perché arrivati a questo punto, una volta che si è determinato che soltanto Zeus, il divino, può portare la giustizia sulla terra, una volta che si è determinato che questa giustizia può arrivare soltanto attraverso la figura femminile, come è stato nel catalogo delle donne, diventa importante domandarsi perché l'uomo compie il male, perché l'uomo fa ingiustizia. E qui abbiamo l'ultimo grande concetto di questa parte della civiltà greca e il concetto che darà origine e fondamento alla dottrina del male per tutta la durata del mondo greco. Ne parleremo domani nella puntata di Storie, vi anticipo soltanto che parleremo di superbia, parleremo di hybris, la grande colpa che attraversa l'uomo antico.